E buonasera a tutti gli amici da casa su Lombardia TV. Che calcio che fa, 19esima puntata. A poco stiamo mettendo tantissimo fieno in cascina con tantissimi ospiti che sono arrivati dal 20 di ottobre fino ai giorni nostri. Che cosa è successo? È successo che per 2 settimane il campionato si è fermato, ci sono state le nazionali, la pausa per le nazionali, qualche acciaccato di ritorno, diciamo, tipo non so, uno eccellente come Cristiano Ronaldo, ma anche De Vrij per esempio per l'Inter, Lautaro Martinez e qualcun altro, Pjanic che è stato anche espulso, insomma situazioni che devono essere tutte un po' verificabili. Ovviamente c'è stata la nazionale di Mancini, quindi una nazionale che ha convinto in questo momento, e parleremo ovviamente di tutto ciò anche con i nostri ospiti. Ricordo prima di iniziare che Calcio che fa, che è un piccolo format che accoglie ovviamente la TV con Lombardia TV, accoglie la radio con Silvia Music Radio e accoglie il web con un sito dedicato che è calciochefa.com. Iniziamo subito senza perdere troppo tempo perché c'è tanta carne al fuoco, tantissimi argomenti da sviscerare con gli ospiti che ho il piacere ovviamente di introdurre. Alla mia sinistra un amico di vecchia data, Giorgio Vizioli, giornalista e consulente di informazione d'impresa. Grazie, buongiorno a tutti. Eccolo Giorgio, e poi dopo racconteremo un aneddoto, più che altro che un'esperienza diciamo che lavorativa che è collegata ovviamente al calcio, mentre dall'altra parte ho il mio responsabile comunicazione di Silver Music Radio, che è il dottor Giosetti, Luca Giosetti. Buonasera Fulvio e buonasera a tutti i telespettatori di Che Calcio che fa. Allora, dico il mio per il semplice fatto che c'è sempre un rapporto stretto con la trasmissione di Che Calcio che fa su Silvia Music Radio, e lui ovviamente vigila sulla bontà e la riuscita di tutta l'avventura, chiamiamolo così, social, perché ovviamente essendo una radio web ha bisogno assolutamente di essere rimpolpata, rinfrescata, riverberata il più delle volte, quindi è un lavoro veramente molto faticoso, oltre al fatto che lui è comunque uno speaker. Iniziamo con la prima slide, vediamo, qui prendo subito la palla al balzo e voglio mettere subito in campo questo argomento. Qua come vedete c'è Franco Carraro, una amarcord del calcio che fu, questo per dire che il nostro Giorgio Vizioli è stato in passato un addetto stampa per quasi un anno e mezzo di Franco Carraro nel 1997, quando lui 97-98 fa per stagioni Giorgio, e quindi dal 97 fino al 2001 è stato il presidente della Carraro della Lega Calcio, e quindi per un anno e mezzo tu l'hai seguito. Allora, per un motivo particolare. Sì. Il motivo fu che proprio in quell'estate del 1997 le società di calcio diventarono società per azioni e diventarono anche a fini di lucro, mentre prima erano delle associazioni, e alcune si quotarono in borsa. Si parlò della quotazione in borsa delle società di calcio ed era tutto un movimento che stava cominciando, che poi sfumò un pochettino. Ci fu il Vicenza che fu comprato dagli inglesi e si pensava a un modello di calcio con lo stadio piccolo, gli spettatori a ridosso del campo e diciamo un reddito superiore che arrivasse dalla vendita e dalla cessione dei diritti televisivi rispetto a quelli che erano invece i biglietti pagati, il merchandising, questo in contemporanea con la quotazione in borsa delle società. Allora, essendo io un giornalista diciamo economico, mentre c'era già un addetto stampa che poi rimase anche dopo, con cui sono rimasto amico fino a che non è andata in pensione, la signora Morini, io fui preso da Carraro per seguire i rapporti con la stampa economica, quindi la Stampa Il Sole 24 Ore, le altre riviste, e soprattutto nei primi 3 mesi del campionato 97-98 venivano organizzati numerosissimi convegni proprio per spiegare cosa comportava la quotazione in borsa delle società calcistiche. Poi in realtà che poi è sfociata solo con la quotazione in borsa, stavo dicendo questo, di tre società, la Juventus, la Lazio e la Roma. Curiosamente neanche il Milan, che all'epoca era diciamo insieme alla Juventus la società di riferimento del calcio in quel frangente, e non si è quotato, l'Inter nemmeno. C'erano moltissimi vincoli, prima di tutto il rapporto, per cui poi il mio rapporto, diciamo, ho seguito questa parte, abbiamo avviato la cosa, poi era un contratto a termine che finì nel dicembre del 1998, anche perché l'esigenza di un addetto stampa che seguisse i rapporti con la stampa economica era finita, era passata. Pensa che cosa è venuto fuori dopo, in realtà dopo circa 20 anni, più di 20 anni, ci ritroviamo invece in una condizione economica, in una situazione completamente
basata appunto su delle questioni economiche, quindi è molto più pressante questa situazione, al di là del fatto della quotazione in borsa che non ha sortito poi di grandissimi risultati, no, diciamo. Cosa ti ricordi da un punto di vista umano nel rapporto sia con i presidenti ma anche con i colleghi giornalisti, perché poi questo è l'aspetto che poi interessa di più a livello personale, perché dopo è chiaro che si tratta sempre di un lavoro che puoi fare sia da una parte che dall'altra. Aggiungerei una cosa, questo problema delle società, della quotazione in borsa per quanto riguarda la comunicazione aveva un problema, i problemi furono due per cui secondo me non funzionò tanto. Uno era il collegamento tifo calcio, nel senso che è molto difficile per chi segue il calcio considerare un investimento, se proprio ho dei soldi da investire magari trovo una società che non sia la società a cui diciamo avversa alle mie simpatie calcistiche, e quindi secondo me quello è un elemento che inficia un po' il rapporto finanziario. Il secondo è anche il problema di informazione, perché le società quotate in borsa hanno tutti dei vincoli dal punto di vista dell'informazione, della comunicazione, devono, se fanno dei comunicati stampa, devono mandarli prima alla Consob un tot di ore o minuti prima. Tutto questo per dire che anche i giornalisti possono, come dire, il mercato azionario, se passa una notizia che una tal squadra comprerà un grande giocatore, oppure che le notizie sugli infortuni, tutte possono condizionare l'andamento del titolo. E questa è una cosa un po' innaturale, sono due mondi che secondo me... Questo ha influito nei tuoi rapporti con i... No, non era questo che volevo dire, questo è successo, per cui poi in effetti le società calcistiche si sono quotate solo 3 e adesso la Juventus, con l'acquisto di Ronaldo e con una certa diciamo, operazione anche legata all'aspetto finanziario, ovviamente, si è visto che il titolo Juventus ha avuto un grande balzo in avanti, ma forse è la prima volta, se non la seconda in 20 anni che succede una cosa del genere. In generale queste... Beh, è una situazione ben studiata da parte della Juventus, sapendo di avere poi un personaggio che riesce a smuovere tantissimo. Un aneddoto, scusami, però a me interessa relativamente poi questo, perché stiamo parlando sempre di natura economica e finanziaria, vogliamo parlare invece di natura umana, e quindi mi interessa sapere da te invece una chicca, un aneddoto riguardante invece il rapporto con un presidente o anche un giornalista che ti è rimasto anche nel cuore, no? Quindi... Beh, certo. Diciamo che Carraro è un personaggio estremamente carismatico, vive nel calcio da sempre, da che era ragazzo, e sa tutto del calcio, è anche un politico, un amministratore, un manager di alto livello, è stato anche uno sportivo, è stato campione europeo di sci nautico, quindi ha praticato lo sport, lo conosce dall'interno anche se non era il calcio, quindi sicuramente era era una persona che conosce bene, da cui c'è solo da imparare. Magari si imparano anche delle cose che non fa piacere imparare, nel senso che chi fruisce del mondo del calcio, come tutti noi, perché gli piace parlarne, perché gli piace vedere le partite, se lo si conosce dall'interno questo mondo, si conoscono questo vale un po' per tanti altri mondi, e si spoetizza un po', diciamo, no? Come raccontavo altre volte, e quando si lavora nel calcio si finisce per esempio per tifare un po' meno la propria squadra e invece per avere simpatia per le squadre delle persone, dei presidenti, dei dirigenti che ci sono più simpatici, che sono più umani, con cui ci troviamo meglio a lavorare. Qua infatti questa è una cosa importante, qua apriamo anche il tema di discussione, no? Perché arrivato a un certo punto si parla sempre del tifo e si parla della questione umana, le persone che vanno allo stadio, che riempiono, diciamo, di passione. Ovviamente è uno spettacolo, che si va sempre verso lo spettacolo, però lo spettacolo deve essere prima di tutto in campo, ma sorretto ovviamente dalla spinta del tifo, no? Invece sembra quasi che il tifoso venga messo in secondo piano, e allora appunto per questo che diamo il là, abbandonando adesso questa esperienza indubbiamente che tu hai avuto come addetto stampa della Lega Calcio, con la slide numero 2, e qua incomincio anche a portare in causa anche Luca Giosetti. Eccolo qua, vedete, New Wembley contro Old Wembley, quindi quelle sono le due immagini praticamente del nuovo stadio Wembley del 2001-2003, non mi ricordo più l'annata, e l'Old Wembley dove poi furono fatti anche grandissimi concerti incredibili. Quindi quello che vogliamo sapere è se il New San Siro o l'Old San Siro, e quindi inizio dalla parte umana, no? Emotiva, no? del calcio, del tifoso. Ovviamente voi siete tutti due milanisti, quindi vabbè, io posso parlare un po' per l'Inter, però comunque pensiamo più o meno allo stesso modo. Sentiamo Luca.
Beh, io sono legatissimo allo stadio di San Siro, ci sono stato da piccolo, quindi è un argomento particolare da affrontare. Stavo ragionando e discutendo con un amico l'altro giorno e gli ho detto che da un lato effettivamente se hanno rifatto Wembley e il Maracanã, che secondo il mio modesto parere sono gli unici due stadi al mondo sopra San Siro, allora forse si può pensare a toccare anche San Siro. Però dall'altra parte insomma è uno stadio che ci lega a un sacco di partite. Non abbandoneresti, diciamo, l'immagine e l'emozione di questo stadio, condiviso soprattutto. È dura perché si scontrano i due aspetti, quello emozionale e quello ovviamente economico. Però bisogna vedere se il lato economico è effettivamente così sostenibile e così insomma positivo, perché io ho sentito un sacco di pareri diversi. Sì, c'è anche un po' di confusione o c'è anche un po' di strategia da questo punto di vista da parte delle società, perché ricordando un po' in precedenza quando c'era il presidente Silvio Berlusconi, lo stadio doveva essere fatto singolo per il Milan. Anche l'Inter aveva questo progetto, l'Inter aveva pensato prendiamo San Siro, lo riammoderniamo noi e il Milan si fa il suo stadio. Poi per un certo periodo col closing di mezzo, 2 anni morti, fermi sulla sembrava anche un po' il contrario, poi a un certo punto l'Inter doveva andare via e il Milan rimanere così, però tendenzialmente è stato un po' congelato il progetto del Milan perché c'era il passaggio di proprietà, quindi abbiamo perso 2 anni da quel punto di vista. Nel frattempo il sindaco Sala, avendo rimesso, l'ha toccata pianissimo, però comunque adesso di là come amministratore chiaramente della città, la città con l'Expo si è messa in grande esposo eccetera eccetera, la cosa che viene a mancare è proprio lo stadio che non si sta mettendo a posto, si stanno mettendo a posto altre strutture e non quello. Quindi quello che voglio dire non è che c'è per caso un po' di tatticismo, perché ovviamente il comune non può rimanere senza un introito ovviamente dal terreno per esempio per il nuovo stadio, però dismette una struttura che è stata pagata con soldi pubblici, quindi il comune deve starci anche un po' dentro e giustamente Sala, il sindaco, ha anche ragione. E quindi non è che per caso è uno strappo perché magari vogliono rinegoziare una cosa direttamente su San Siro, il fatto di dire 2 società adesso vogliono farsene uno a fianco completamente. Beh, diciamo, tatticismo, ecco. No, non lo so, io sono perfettamente d'accordo con Luca perché anch'io sono contrario, io sono contrario a quasi tutte le innovazioni, poi dopo invece quando arrivano mi convinco e mi piacciono e poi mi rassegno perché poi in fondo alla fine è uno stadio e chi l'ha visto sarà nel ricordo di tutte le cose che sono passate. L'orientamento del sindaco Sala a me sembra corretto, anche se in realtà è un po' controcorrente rispetto all'orientamento generale di tutta l'Italia e il mondo, che sembra che se non hai lo stato di proprietà non sei nessuno e che le squadre vincono i campionati perché hanno lo stato di proprietà. Punto, no? È proprio sì, la parte emozionale o fare reddito, fare cassa, perché le società a questo punto, e questa è la deriva che un po' tutti combattiamo, le squadre hanno bisogno di introiti per andare nei tornei più importanti, avere i campioni eccetera eccetera, quindi questa si sta andando in una direzione che non so quanto sia condiviso dal tifo normale, che è quella appunto di una Superlega, di un campionato, di una Champions molto. Della Superlega si parla del 1997 e poi non è mai stata fatta, e la Superlega europea si doveva fare e poi non è mai stato fatto, perché poi alla fine il bello del calcio è quando il Frosinone batte una squadra di prima categoria, che la palla è rotonda e tutti hanno la stessa possibilità, si gioca in 11 e quindi c'è sempre la sorpresa. Anche ho detto il Frosinone perché con la Juventus ha resistito per 80 minuti il Frosinone, quindi quello è il bello del calcio. Se facciamo sempre Milan-Juve, Inter-Juve, Milan-Napoli è noiosissimo. Infatti ci sarà questa specie di ipotesi, no? È un'ipotesi, stanno studiando di Superlega tra un po' di anni. Ma questo ne parlavano dal 97, secondo me non la faranno mai. Però adesso le cose incominciano, perché c'è una lotta tra l'UEFA stessa e la ECA, che è la società, praticamente l'associazione delle più grandi squadre europee, e quindi questo è un discorso molto difficile, perché chiaramente noi ancora non sappiamo nulla, però avere durante l'anno più partite, Inter, Bayern, Real Madrid, PSG, insomma alla fine praticamente
quell'attesa che ci poteva essere nei vari campionati e nei vari, diciamo, coppe match, viene meno, no, da questo punto di vista. Stiamo parlando di Wembley, abbiamo parlato di San Siro, parliamo dello Stadio Friuli l'altro giorno, che ha tributato un grande applauso a Quagliarella, che ha fatto una doppietta nel Liechtenstein, quindi quasi all'alba dei 37 anni, indubbiamente il più anziano marcatore, e soprattutto anche una doppietta, anche se su rigore. Allora entriamo nel tema della nazionale, quindi abbiamo la slide numero 3, quindi possiamo vedere per esempio nazionale convincente, poi vediamo lì c'è Bonucci, Donnarumma, Immobile, Kean, Barella, insomma tutti i nuovi giocatori con un centrocampo con Jorginho e Verratti, e quindi chiedo a Luca se questa nazionale incomincia ad avere dei punti fermi, no? Se incomincia a cementarsi su una idea di gioco che sembra che Mancini stia dando, oppure è solo il fatto di aver fatto 2 risultati con 2 squadre che indubbiamente ci consentiranno di passare il girone delle qualificazioni europee. Ma io sono sempre un po' per l'equilibrio, quindi non è il caso di fustigarsi troppo quando si perde. Certo, la mancata partecipazione al mondiale è stata quella valeva sì la fustigazione, né esaltarsi troppo quando le cose sembrano andare troppo bene. Però devo dire che la nazionale ricostruita così, impiantata molto su giocatori giovani, mi sta convincendo. Obiettivamente abbiamo un girone che è talmente facile che non andare all'europeo sarebbe proprio impossibile, anche impegnandosi. Forse la Bosnia sì, abbiamo Bosnia e Grecia, però diciamo che dovrebbe essere abbastanza semplice qualificarsi, quindi potrebbe essere l'occasione giusta per provare a costruire bene e arrivare all'europeo con dei punti fermi e una squadra che possa quantomeno competere per arrivare nelle prime 4, che ripeto, rispetto a non arrivare al mondiale sarebbe già un grosso salto. Io non seguo mai tantissimo la nazionale nelle fasi di qualificazione, infatti le 2 partite non le ho viste, sì. Però devo dire che sembra esserci del materiale su cui lavorare, una nuova generazione promettente. C'è abbastanza, ecco, parlando di una generazione promettente, Giorgio, tu hai qualche prospetto che ti piace di questa nazionale? Parlano di Chiesa per esempio, Bernardeschi, cosa che ti piace? No, diciamo che va anche molto a fortuna del CT di turno, nel senso che arrivano delle generazioni con dei talenti, come la nazionale di Vicini per esempio, arrivano delle generazioni che sono più scarse di talenti, di campioni, e tra l'altro il fatto che, non so la percentuale, ma insomma è elevatissima la percentuale di stranieri nel campionato, fa sì che per arrivare a farsi vedere, insomma, per arrivare il percorso dei giovani è molto più difficile. Devono essere veramente molto bravi, perché sicuramente si trova di altro, al punto che poi Piccini sono dovuti andarlo a trovare in Spagna, poi non mi ricordo come si chiamava quell'altro calciatore che gioca in Germania. Così. Per cui, è anche vero una cosa, che però questi giocatori come Donnarumma, come si chiama quello della Roma, Zaniolo, sono giocatori veramente di gran classe, che possono essere alla pari dei vari Totti, Zenga. Sì, però questo viene fuori nella nazionale perché è il momento storico, perché se avessimo avuto dei giocatori un po' più giovani come Bonucci e Chiellini, più giovani di età, un De Rossi più giovani, sarebbero rimasti un po' dei capisaldi della nazionale. A questo punto, ripartendo da zero, fai un po' piazza pulita, diciamo, e dai proprio uno sfogo, libero sfogo. Sì, beh, anche perché sia con la Finlandia che con Liechtenstein, certo, te lo puoi anche un pochino permettere, per quanto con Liechtenstein forse 2 o 3 anni fa avremmo vinto 1-0 su punizione, facendo fatica, quindi già il 6-0 dell'altro giorno lascia spazio a dell'ottimismo. Non ti pare che anche il giovane che in questo momento abbia voglia di emergere metta anche quel quid in più in queste partite? Sì, infatti si è visto anche Pavoletti, che magari non è più giovanissimo, però è entrato con la voglia di segnare, infatti ha segnato. Beh, era un'opportunità che non gli ricapita, invece può essere che gli ricapiti perché ha fatto una buona partita. Ecco, un'opportunità che ricapiti, lo vediamo invece per un personaggio a cui può ricapitare, un altro personaggio che forse non può ricapitare. Insomma, il solito personaggio che crea un po' di nuovi Balotelli crescono, perché da una parte abbiamo sempre questa cappa, questa aura particolare di Balotelli che incombe, dall'altra parte invece Moise Kean che invece sta facendo bene. Vi chiedo proprio da un punto di vista tecnico, no? Chiedo a tutte e due indubbiamente un confronto tra Balotelli e Kean. Ma secondo me il problema è quasi più che come tipo di gioco, che può essere anche
simile ma diverso, anche perché sono due giocatori che hanno una struttura diversa, un tipo di gioco diverso. Il problema di Balotelli è sempre stato caratteriale, non tecnico, tecnicamente non si discute, però il problema del suo carattere è talmente esondante che gli ha rovinato la carriera. Dal punto di vista tecnico ne avrei anche da dire da questo punto di vista, perché vabbè, è un giocatore che negli ultimi anni ha praticamente deciso di giocare a modo suo, insomma. Una volta, quando all'inizio era nell'Inter, gli dicevano fai questo, fai quest'altro, lui riusciva ad assoggettarsi, dopodiché si è scollato completamente, oltre alla questione sua di personalità. Sì, ma la questione di personalità, ma perché poi a furia di giocare così svogliato, di mettere sempre il suo umore davanti a tutto, anche la tecnica e i piedi poi scompaiono, no? Come d'altra parte ci sono dei giocatori che sono bravissimi tecnicamente, che hanno dei momenti di ombra, penso a Suso in questo momento, non è che non sa più giocare a pallone, però poi quando va in campo non è più lo stesso giocatore che c'era l'anno scorso, però lui lo stop lo sa ancora fare, e che non ti viene quella creatività, quella partecipazione. Però per Balotelli questa notte è una notte che dura anni e di cui lui è vittima. Un po' anche Cassano si è rovinato la carriera per il carattere. Indubbiamente, quello sì. Sentiamo Luca riguardo a questo confronto tecnico. Quindi io Balotelli non lo richiamerei più, diciamo pure. Ecco, Ti direi che la grossa differenza tra Ken e Balotelli è che Ken corre, e purtroppo giocare a calcio credo per sempre bisognerà correre, e Balotelli no, come diceva Giorgio. Tecnicamente sono d'accordo anch'io che non si discuta, perché i piedi ce li ha. Se avesse corso di più, Ken? non lo so, Ken deve ancora crescere, quindi non ti so dire proprio sul piede fino chi possa essere meglio no, però sicuramente lui corre e si sbatte un pochino di più, che ripeto, giocare a calcio è una delle cose abbastanza fondamentali, quindi sono d'accordo che Balotelli può stare lì tranquillo, e la sua fortuna è stato anche il suo procuratore, perché sennò sarebbe finito nel dimenticatoio già da diversi anni. La domanda l'hai anticipata, praticamente su Ken c'è indubbiamente Raiola, e quindi riuscirà a fare il bene di questo giocatore da un punto di vista proprio prettamente tecnico e di carriera, perché va bene guadagnare soldi, però dopo alla fine abbiamo visto che Balotelli era una bellissima favola che si è praticamente sciupata in un batter doppio. Persino Donnarumma ha rischiato di perdersi a causa di Raiola. Questo di sicuro, esatto. Quindi sentiamo Luca riguardo appunto i giocatori in mano a Raiola sono sempre un terno al lotto, nel senso che obiettivamente, se tu guardi vari Ibra, Donnarumma, Balotelli, dal punto di vista economico possono stare in una botte di ferro, e la cosa parte sempre dal giocatore. Il giocatore ci deve mettere la testa prima di tutto, la corsa, forse devi anche cercare, va bene tutto, Raiola va bene tutto, a me viene in mente Donnarumma, che è comunque seguito, si è placata la situazione su Donnarumma, quindi domando a Giorgio se questa situazione è indubbiamente perché l'ascesa, l'escalation che ha avuto Balotelli rimbalzando da una squadra all'altra, sempre più importante. Va bene a scendere fino a un certo punto, però dopo devi cercare di fare il bene del giocatore, e invece dopo poi il giocatore mette anche del proprio probabilmente in una situazione del genere, e quindi non ne viene più a capo. Però quindi è molto importante che il procuratore lo sappia anche in qualche modo incanalare per il futuro, perché ha ancora degli anni di carriera, quindi speriamo che la stessa cosa non accada con Ken. Però Balotelli non è che ha fatto un'ascesa, è partito già dall'Inter, che era abbastanza in alto. Tra l'altro l'Inter in cui giocava Balotelli era l'Inter del quinquennio, quindi diciamo poi è andato al Manchester City, è venuto al Milan, è andato al Liverpool, ma io non vedo un'ascesa, cioè andare al Liverpool già era una situazione in quel momento. Il Liverpool è una delle prime 4-5 squadre della Premier. All'epoca non lo era. Stiamo parlando. All'epoca non lo era. Manchester City che vince la Premier. Secondo me non c'è un'ascesa. Il passaggio dal Milan al Liverpool odorava un po' di scarico, quindi però, non era il Liverpool di Salah e da finale di Champions. Non è Nizza. No, non è Nizza, però dal Milan al Liverpool, per quanto il Liverpool abbia la sua storia, in quel momento storico. In più lui era anche milanista, e stare al Milan ci teneva anche, quindi diciamo era un pochino una dismissione, no? Per cui non la vedo così. La vedo come il fatto che appunto è uno che si è rovinato la carriera con i suoi piedi. Quindi con i suoi piedi, quindi c'è con le sue mani, perché con i piedi poverino ce la faceva. Per contro ci sono tanti giocatori non gestiti da Raiola che hanno fatto comunque una carriera dignitosa, se non meravigliosa, quindi insomma non è proprio necessario affidarsi al buon Mino
No, poi soprattutto essere così eclatanti con dei gesti, con dei modi, perché abbiamo l'esempio di Ibrahimovic che fa il gesto alla curva nord, l'idiosincrasia tra Raiola e Mirabelli, il duo Mirabelli-Fassone sul caso Donnarumma, un contratto non firmato. Pogba anche lì la gestione. Poi Fulvio c'è di peggio, può capitarti Wanda. Sì, vabbè, questo possiamo parlarne un po' più avanti. L'esagerazione fu quando... Questa è la trasmissione meno adatta per poter parlare di Wanda Nara e di Icardi soprattutto, va bene. No, ma lì conosco la sua provocazione, quindi capisco dove vuole arrivare. No, ma l'esagerazione lì fu quando addirittura dopo quella manfrina estiva che portò lo stipendio di Donnarumma a 5 milioni più 1 milione al fratello, una cosa veramente pietosa. E poi dopo che a metà campionato disse che lui era stato costretto a firmare e voleva mungere altri soldi a metà campionato e il fondo è stato toccato quando, secondo me, il gesto non è stato bello, ma a un certo punto la vita è fatta così, quando Donnarumma gli ha tirato i soldi falsi addosso durante la partita e lui ha capito. Poi Donnarumma ha attraversato un periodo in cui non era... perché investire e spendere su un ragazzo di 19 anni può essere bravissimo, ma non è mica detto sempre che mantenga le promesse, un po' come certi vini, sono molto, sembrano che promettano, poi li fa invecchiare, si evolvono e non sono più. Infatti è un grosso rischio in un'età così giovane non essere in qualche modo tutelato per 2 o 3 anni, invece quello che sta venendo fuori soprattutto in questa stagione è anche la figura di Pepe Reina è molto importante, oltre a quella di Valerio Fiori che è il preparatore dei portieri. Mi hai rubato le parole di bocca, perché volevo dirti che un acquisto come quello di Reina, che all'inizio poteva sembrare un autogol da parte del Milan, perché tu dici prendi un portiere, quindi vuol dire che devi vendere Donnarumma e poi ti tirano il collo, e invece è sembrato adesso col senno di poi un investimento cautelativo nei confronti che gli fa da chioccia, infatti lui è cresciuto molto. Vorrei aggiungere una cosa, anche caratteriale, perché quel gol che ha preso Donnarumma da Ronaldo nella finale, quello gli è passato tra le mani, no? È un errore che ti può buttare giù il portiere, invece probabilmente stare vicino a un portiere esperto ti fa capire che ti può capitare e che poi vai avanti lo stesso. Purtroppo gli capita un po' spesso l'errore un po' grave, però fa anche tantissime parate di livello. Non dimentichiamoci che ha 20 anni, 19, 20 ha fatto 100 partite in Serie A. 100 partite, ma è ancora un grosso prospetto, può crescere ancora tantissimo. Anche perché poi diventerà, se poi diventerà pian pianino, diventerà un leader della squadra, perché poi è già praticamente adesso è ancora un ragazzo, insomma, è dipende da lui della nazionale, quindi secondo me già comincia a essere un po', anche se è condiviso ancora il ruolo con Sirico, con Perin, però comunque lui ormai è già attestato, insomma, poi non puoi aprire un fronte di discussione nel Milan sul ruolo del portiere, quindi a 20 anni è in un momento in cui la maturazione dell'atleta, cioè lui ha ancora 5-6 anni fino al picco che si dice si raggiunga tra i 27 e i 28 anni, lui ce ne ha, quindi sia mentalmente che fisicamente ha ancora 22 anni di carriera se segue Buffon, poi esatto. Ecco, hai parlato di Ronaldo, allora vediamo un attimo questa slide, la numero 5, eccolo qua, quindi Ronaldo, uno degli acciaccati di questo turno delle nazionali. Obiettivo vittoria, cambiamo completamente perché qua ne cambiamo uno velocissimamente, abbiamo tanti argomenti ancora da sfisciare, poi attenzione perché vi interrogherò sul famoso Dream Team che io domando sempre agli amici ospiti che vengono qui a Che Calcio Che Fa, il Dream Team, gli 11 del cuore e della passione a livello calcistico personale, indubbiamente. Dopo così andremo a sfrucugliare le vostre scelte che mi interessano molto. Cristiano Ronaldo quindi si ritrova con una situazione, cioè più che altro la Juve si ritrova in una situazione in cui il momento clou della stagione, ovvero sia la cosa più importante è il raggiungimento dell'obiettivo della Champions, all'andata con l'Atletico Madrid ha avuto 3 infortunati al rientro, Chiellini, Barzali, Chiellini, Bonucci e Mandzukic, e adesso si ritrova ed è riuscito a passare il turno. Si trova con la patata bollente Cristiano Ronaldo, su cui ha basato tutta la stagione praticamente, e quindi deve venire fuori ovviamente la forza di questa squadra, di questo organico che indubbiamente ce l'ha. L'Ajax, domando Giorgio, che è il prossimo avversario, rappresenta un pericolo forse più dell'Atletico Madrid o meno dell'Atletico Madrid, visto anche come sono andate le cose? Sono 2 tipi di calcio diversi che giocano, quindi
di fatto è un altro campo da gioco, si direbbe, no? Quindi forse poi siamo anche al turno dopo, e poi come ci è arrivato l'Ajax, quindi non ci è arrivato sicuramente con una squadra con un sorteggio fortunato, quindi sicuramente è una sorpresa, è anche una squadra meno conosciuta, più giovane, e in fondo l'Atletico gioca così da tanti anni, ha anche degli ottimi risultati, non si può dire niente. Anzi, mi ha anche un po' stupito che la Juve sia passata, sinceramente. Sì. Pensavo passasse l'Atletico. Passava un gol in contropiede. Un gol, poi era una squadra così tosta, ma anche non prenderli, eccetera, eccetera. Per cui, secondo me, le prospettive non ne sarà facilissimo. Se non gioca Ronaldo, diciamo che la Juve non è una squadra di Pellegrini, anche gli altri sono bravi, non è che c'è solo lui. Senza Ronaldo ha vinto 7 campionati. La risposta è questa, insomma, indubbiamente è una squadra forte, ha comunque un organico, fa ad altissimo livello la Champions da qualche anno, quindi insomma credo Luca riguardo a questo sempre alla è un turno di Champions abbastanza impronosticabile, perché l'Ajax ha buttato fuori il Real Madrid, che per quanto sia un Real Madrid in discesa e orfano proprio di Cristiano, è comunque la squadra 3 volte campione d'Europa. Sono molto giovani, hanno dalla loro parte la freschezza, ma possono essere presi in castagna, diciamo, sull'inesperienza. Sulla questione tattica magari, o vedere la partita in un certo quindi modo. Può essere che forse all'andata se lo si possa giocare anche senza Cristiano, come diceva Giorgio, la Juve è arrivata in finale 2 volte senza Ronaldo gli serve per quei momenti stile ritorno con l'Atletico, per metterci davvero quel qualcosina di più, quindi non sarei preoccupatissimo di un'andata senza Ronaldo. Certo, Allegri deve cercare di fare una partita ad Amsterdam, sembra banale dirlo adesso, ma diversa da quella che ha fatto a Madrid con l'Atletico. Diciamo, lui è stato osannatissimo per il ritorno, ma a mio modestissimo parere, perché io non alleno la Juve, però l'hanno un po' buttata via all'andata. Cioè, ci poteva stare un 1-0, il gol di Godina ha tagliato. No, ma ci poteva stare giocarla in modo diverso. Lui ha giocato platealmente per lo 0-0, però usare un filo di più per andare a fare quel gol lì, che poi dopo alla fine è una manna dal cielo. O comunque se devi difendere, cerchi di difenderti meglio. Bene, parliamo di Champions, a questo punto parliamo di quella che è la lotta. Vediamo la slide numero 6, eccola qua, arriva. La slide numero 6 è quella che praticamente anticipa questo scontro incredibile tra Milano e Roma, perché sembrerebbe, al di là delle buone, diciamo, aspirazioni dell'Atalanta, del Torino, della Sampdoria stessa, sembrerebbe uno scontro indubbiamente tra le 2 squadre di Milano e le 2 squadre di Roma. Andiamo a vedere quindi anche quella successiva, analizzando un attimo senza entrare nei meriti del prossimo turno, che ne parleremo ampiamente nella seconda parte di Calcio che fa. Abbiamo praticamente i punteggi di Inter, Milan, Roma e Lazio, dipanati con anche una partita da Lazio che deve recuperare, la 25esima partita, e queste sono le prossime partite di tutte le 4 squadre, quindi in qualche modo io taglio l'Atalanta, quindi domando a voi se l'Atalanta è una squadra, velocissimamente una risposta breve. Luca, l'Atalanta è una squadra che può rientrare in questo novero perché qualcuno la sponsorizza? Secondo me può sicuramente rientrare per il 4º posto. Non credo che ci arriverà, ma l'Atalanta è una squadra fortissima, allenata da un allenatore a mio parere molto molto bravo, che ovunque sia andato, Inter a parte, ma non aprirei questa parentesi, ha fatto bene ovunque, che fa giocare bene la squadra ogni anno, e ogni anno gli vendono 2, 3, 4 giocatori 5 o 6 importanti. Può sicuramente dare fastidio. Credo che arriverà serenamente in Europa League e spero che possa andare avanti, perché l'anno prossimo parlo chiaramente, perché è una squadra che può dire anche il suo in Europa. Sì, anche perché poi indubbiamente l'Atalanta, con tutto il progetto, lo stadio, la società, la vendita, le plusvalenze, l'allenatore, i giovani, riesce a mantenere un bel progetto prosportivo, e probabilmente si sta in qualche modo attestando agli piani alti, insomma, però sì, come dicevi tu, credo che sia uno scontro Milano-Roma. Io, per evidenti motivi campanilistici, spero che le 2 milanesi possano andare, perché hanno comunque una storia europea anche diversa, e in Europa la storia europea, anche con una squadra magari non proprio all'altezza, fa tanto. Quindi penso e spero che, al di là dell'exploit della Roma dell'anno scorso, che è arrivata in semifinale,
le due milanesi assieme possono fare più strada delle due romane. Bene, la risposta di Giorgio la vediamo nella seconda parte, perché finisce la prima parte di Che Calcio Che Fa, adesso un piccolo intervento pubblicitario. Passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. E su questo ultimo spot ovviamente parliamo di Silver Music Radio, siamo qua in casa ovviamente con Luca Giosetti, che è il dottor Giosetti, lo speaker della radio, quindi vabbè, ti sei anche rivisto, ci siamo rivisti certo, nello spot, insomma, di 30 secondi. Allora ritorniamo sulla slide, quella precedente, che appunto riguardava la volata Champions, la numero 7, eccola qua, quindi per Giorgio che ci deve rispondere riguardo a questa volata, quindi capire se effettivamente domenica sera troveremo già le prime due squadre, l'Inter e Milan, in qualche modo staccate dai due inseguitori Roma e Lazio, in quanto esisterà la partita Inter-Lazio e Roma-Napoli, e mentre invece il Milan deve andare a Genova contro la Sampdoria. Potrebbe esserci questo grosso spartiacque tra la quarta e la quinta, tra quarta e quinta e tra terza e quarta e la quinta e la sesta. Beh, più facile sarebbe stato se fosse stato lo scontro incrociato tra città, come spesso avviene, e quindi era tutto più chiaro. Qua c'è di mezzo la Sampdoria e bisogna vedere che cosa c'è da dire. E io sono d'accordo sul fatto, prima di tutto, che l'Atalanta sia una grande squadra, perché l'anno scorso non è riuscita ad andare avanti ai gironi di Coppa Europa, solo per i rigori della fine, però aveva fatto un bellissimo una parte preliminare. Quindi di fatto tutti pensavano aveva vinto alla grande con tutti, proprio è stato. Poi ha avuto un periodo di crisi al quale si è risollevata, e anche questa capacità, che è già la seconda volta in questi anni che ha dei periodi di crisi da cui si risolleva, vuol dire che lo spirito della società è forte. Dico della società e non della squadra, perché effettivamente cambia tutti i giocatori, un po' come il Foggia di Zeman, che li cambiava tutti gli anni, ma poi era sempre più o meno forte. È lo spirito dell'allenatore, però. Sì, anche in questo caso. Anche in questo caso l'allenatore è l'unico che rimane. E poi da queste cessioni, a cui mi ha stupito quella di Petagna alla SPAL, perché forse pensavo che potesse, di solito si migliora, non si va a una squadra che gioca per la retrocessione, per salvarsi. E detto questo, quindi sicuramente l'Atalanta può dire una sua cosa, ma io vedo che pensiamo che il Milan ha recuperato un sacco di punti, l'Inter l'aveva anche superata, ne ha recuperati 8, manca ancora tantissimo di campionato, quindi sicuramente domenica sera non se ne sa nulla. Ecco, io poi da milanista sono tantissime, sono 30 punti. Io poi sinceramente spero che il Milan superi l'Inter. A un certo punto pensavo addirittura che andasse a riprendere il Napoli prima del derby. Lo slancio, indubbiamente tecnicamente ci può anche stare anche per l'Inter. Adesso per esempio se perde il Napoli a Roma e l'Inter batte la Lazio, si ritrova a 4 punti. Certo, che non sono tanti, e c'è lo scontro diretto ancora. Con lo scontro diretto. Invece il Milan l'ha già fatto. Vabbè, comunque non è questo. Non è quello. No, secondo me è ancora troppo presto. È una lotta tra poveri, visto che comunque la Juventus è troppo in alto. Tanto cambia poco, secondo, terzo, quarto non cambia niente, quindi l'importante è arrivarci. Diciamo che senza Juve è un bel campionato in realtà. Se non ci fosse la Juve con 20 punti di più, sarebbe un bel campionato combattuto. Torniamo sul discorso di fare la Superlega, allora quindi la Juve si stacca completamente, va a fare il suo campionato, per dire. No, però il Milan purtroppo in questo momento è una squadra abbastanza spompata, perché ha un 11 tipo che funziona anche bene. Quando già ne devi cambiare un paio per far rifiatare gli altri, si vede che
Ne riparliamo dopo quando andiamo a parlare ovviamente. proprio della partita in sé. Dream Team, ce l'avete subito? Pronto? Eccolo, Luca, allora siamo già qua, dai Luca, gli 11 del tuo cuore, poi vabbè, magari No, vabbè, è vero. qualcuno potrei anche smussare e cambiare nel tempo, però intanto buttiamo questi 11. Ma allora, è un 11 figlio degli anni 80, fine anni 80 e anni 90, quindi non c'è nessuno dagli anni 2000 in poi, perché è un po' figlio dell'adolescenza, dei giocatori di cui mi sono innamorato quando ho iniziato a seguire il calcio. Seguo molto la fede milanista, chiaramente. Vabbè, ovviamente, giusto. Siamo schierati col 4-3-1-2, dal centrocampo in su siamo leggermente squilibrati, ma il Dream Team è quello. Ti stupisco un pochino in porta perché schiero Michel Prudhomme, belga, grande portiere belga, che ha dato davvero tanto filo da torcere negli anni della Coppa dei Campioni al Milan. La linea 4 è una linea che giocherebbe a memoria. Di Sacchi, quella, anche adesso Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini. Proprio malato di milanismo. Ma non è malato, è dura metterne degli altri. Ok. Beh, ti dico per esempio Onesta, te ne dico una. Sì, se la giocherebbe. Vabbè, tecnicamente ci starebbe più di Costa Curta. Vabbè, io sto cercando di. È quella linea lì. Poi 3 a centrocampo. 3 a centrocampo, qua ti faccio contento. Lothar Matthäus Però in mezzo. in mezzo come centrale davanti alla difesa. Che si scambia con Pirlo, che ho messo mezzala a sinistra. Fantastico. E non ci poteva essere. Il terzo centrocampista? Ruud Gullit. Beh, Ruud Gullit che poi vabbè, dopo è anche arretrato un po'. Che è arretrato. Okay. Kakà a fare fantasista dinamico. E i due davanti. Uno è Van Basten. Uno è Marchino Van Basten e l'altro è Ronaldo il fenomeno. Vabbè, quindi insomma credo che la faccio i PlayStation complimenti. sarebbe uno squadrone. Ti faccio i complimenti perché è una squadra anche equilibrata, volendo anche equilibrata. Sì, volendo sì. Ma grande spettacolo, grandi accelerazioni, grandi colpi di classe. Se ne potevano mettere notevole. 1 milione altri, però questi sono quelli un po' del Ti faccio i cuore. complimenti. Grazie. Sentiamo se riesco a fare i complimenti anche a Giorgio, che è un po' nebuloso. No, vediamo. perché non sono nebuloso. Dai. È che anch'io l'avrei fatta quasi tutta milanista, allora ho fatto uno sforzo, però non ci sono riuscito fino in fondo. La mia gioca col 3-5-2. Sì. Col 3-5-2 e col 3-2-3-2. Vabbè, lascia perdere, anche se allora ci sono il portiere È sudamericano, 3-2-3-2 è sudamericano proprio. è l'Argentina o il Brasile, sì. Di Scolari, cos'è? Mancava solo il quadrato magico e poi allora abbiamo è la prima volta che cambia questa applicazione. L'unico interista incredibilmente. interista che avremmo voluto al Milan è Walter Zenga e lo metto in porta perché era pure simpatico. Poi mi ha fatto simpatia anche dopo. Spiegami tatticamente chi sono i primi. I primi tre sono? No, sono 3, ce ne sono. 3? E sono Cafù. E poi mi piaceva molto quando Rijkaard giocava in difesa nell'89 all'inizio, ed era veramente bravissimo. E Baresi. Quindi Baresi al centro con Cafù, estrema. Ragazzi, che linea 3. Beh, allora che? Perché estrema? Insomma, dai, andiamo avanti. Dai, poi ci mettiamo, i due sono Falcao. Davanti alla difesa, Falcao e Desailly. Wow. Vabbè, insomma, è giusto. E che erano un po' come Pirlo e Gattuso. Che equilibra la linea. Poi mettiamo i 4, gli altri i 3 sono Donadoni, Seedorf e poi ci ho messo Bale. Wow. Donadoni, Seedorf e Bale più che altro perché ha fatto una tripletta lì. No, perché mi piace tantissimo, perché è velocissimo. Ha bisogno dello spazio. Come quando giocava nella linea del calcio. E poi dunque, come centravanti, oltre a Van Basten, naturalmente, sono stato un po' deciso e ci ho messo Griezmann. Sì, per cui è più intergenerazionale. Ti faccio i complimenti per l'originalità. Questo indubbiamente. La pressione in campo è incredibile. Dal modulo sudamericano alla disposizione in campo, tanti complimenti a Giorgio. Originale. Anche se lui ha detto una cosa giustissima, quando hai messo Falcao e Desailly davanti alla difesa, non hai fatto altro che dopo arretrare Desailly, fare l'operazione inversa che fece Cappello spostandolo dalla posizione centrale a si equilibra con la linea 3 che con Cafù secondo me fa un po' fatica, io Cafù a star lì, però sì, poi scendono. Evidentemente grande estimatore di Frankie Rijkaard, perché era veramente però quell'anno che giocò in difesa veramente era un grandissimo grande fisico. Vedete che vengono fuori delle formazioni molto originali. Un giorno questa clip poi la taglio quando avrò un po' di tempo, nel senso la cucio perché è una cosa interessante. Ultima cosa che riguarda il calcio, prima di parlare della
del prossimo turno. Vi interessa il calcio femminile? Il calcio femminile sta incominciando a riscuotere il giusto rilievo nella pubblica accettazione, perché il calcio femminile è sempre messo un po' in disparte. Ne sappiamo anche qualcosa noi come Silver Music Radio, che abbiamo seguito nelle ultime 2 stagioni la squadra, la FC, la SD femminile Inter di Elena Tagliabue, che adesso è passata invece sotto l'egida ovviamente dell'Inter direttamente. Hanno vinto lo scudetto del loro torneo, insomma, quindi sono arrivate passando dalla Serie B alla Serie A, e invece nella Serie A, il campionato diciamo della Serie A, con la Juventus che ha battuto la Fiorentina, però l'ultima partita ha perso, e quindi si sono riaperti i giochi con il Milan che si attesta al secondo posto, e la Fiorentina che recupera una partita e potrebbe avvicinarsi a un punto, quindi molto molto interessante. C'è stata anche la partita Juventus-Fiorentina al Juventus Stadio con 40.000 presenze, quindi è molto interessante. Questo lo diciamo proprio per cercare di spingere anche questo lato del calcio, che poi tra parentesi ha ancora dei clismi diciamo di dilettantismo, però è anche giusto che incomincino a salire, a diventare delle vere professioniste, anche con il giusto CR7 femminile magari, che potrà arrivare magari a giocare nella Juventus o nelle altre squadre. Ma diciamo che il ruolo della comunicazione è decisivo in questo caso, cioè gli sport diventano popolari e seguiti, e quindi poi si innesca un circolo virtuoso, scusate, nella misura in cui viene dato risalto dai media. Così fu per lo sci quando c'era la valanga azzurra, poi c'era tomba, poi se non fanno più vedere le cose, le persone, c'è sempre il calcio maschile che sovrasta tutto. Questo è un argomento interessante, perché molte volte mi domando per quale motivo abbiamo perso un po' la passione, a meno che non sei appassionato di uno sport specifico. Diventiamo tutti italiani quando ci sono i campionati europei o mondiali di pallavolo femminile, maschile, la pallanuoto, la pallacanestro, insomma quando ci sono questi grandissimi eventi, il tennis, lo sci, quando c'era tomba, hai ragione, non si sa se cercare, anche se poi dicono che tutti gli sport hanno abbastanza dei canali di comunicazione, però non si sa se è nato prima l'uovo o la gallina, ossia se è il campione che fa sì, che nasce occasionalmente, che fa sì che tutti seguano quello sport, quel determinato sport, e quindi poi si ingenera un movimento di massa dietro a quello sport, oppure se invece è perché la comunicazione investe un po' su un determinato sport, le persone si appassionano, lo praticano, e allora poi dopo nascono i campioni dal fatto che tanti praticano, perché poi i campioni ne viene, quanto più ampio è un movimento sportivo, tanto più è possibile. Io penso per esempio anche allo sci, gli sport della neve, la Sofia Goggia che sta vincendo benissimo, è quasi una tomba diciamo di questo periodo, però non c'è, al di là del fatto che sempre un po' lo sport femminile viene trattato in modo differente, però manca quello. Effettivamente quando c'era tomba c'era tutto il comparto degli sponsor che spingeva tantissimo, gli occhiali, insomma, la valanga azzurra, tutti noi, poi la valanga azzurra ancora prima, con tomba però c'è stato proprio il boom e dopo è caduto completamente. È brutto dirlo, Fulvio, ma io da uomo di comunicazione come Giorgio devo dire che per tutti gli sport che non sono il calcio la passione è un po' figlia della comunicazione. Come diceva Giorgio, se c'è esposizione mediatica allora tu ti appassioni, poi se c'è il grande campione la cosa diventa un po' inevitabile e anche inarrestabile, ma volendo lo puoi fare anche senza il grande campione, parlo ovviamente di sport individuali, come invece lo si sta facendo con uno sport di squadra come il calcio femminile, che si sta cercando di far evolvere. È un periodo questo in cui parlare di donne e sport sia dal punto di vista arbitrale che sportivo è difficile, quindi si rischia di essere fraintesi o di dire delle cose. Sì, subito. Io ci ho provato. Del pensante, no, devo dire, io ci ho provato. Ho visto qualche settimana fa Juve Milan di calcio femminile. E sono rimasto un filo perplesso. C'è una disparità fisica su alcuni sport talmente grande che non è lo sport che tu sei abituato a vedere. Questo non vuol dire che sia meno rispettabile, meno divertente, anche perché dall'altro punto di vista non ci sono tutte quelle dinamiche di simulazioni, retropensiero, pulito, diciamo. È molto più pulito. È un altro sport, sì. È un po' la differenza che c'è tra la pallavolo maschile e la pallavolo femminile, che sono molto più equilibrati rispetto a calcio maschile e femminile,
ma se tu guardi due partite, io sono anche appassionato di pallavolo, sembrano due sport diversi. E li noti, giuro forse, che ci ho provato. Forse bisogna fare un passo indietro, non approcciarsi con l'idea di vedere chissà che cosa. È tutta una questione di aspettative. Capire che loro fanno quel tipo di sport e magari dopo è ancora più interessante. Infatti è tutta una questione di aspettative. Se tu hai troppe aspettative rischi di minimizzare la soddisfazione. Ci riproverò, giuro, con il calcio femminile. Diciamo anche però, che i campioni, oltre a essere campioni per tirare un movimento, sempre parlo anch'io da uomo di comunicazione, devono essere mediatici, nel senso che Tomba era mediatico, stava con la Colombari, era un bon vivant, e così pure la Vezzali per certi versi era molto mediatica, la Goggia, la Pellegrini lo è tantissimo, la Goggia lo è meno per carattere, perché non è che sono sempre tutti pronti ad andare. È anche un po' più recente, però da altre parti se uno comincia a vincere una Coppa del Mondo la pompano su di tutti gli sponsor, che penso anche la Caligaris, anche la Caligaris era mediatica, per dire, per cui non è sempre vero che se è donna, però forse questo vale negli sport come il nuoto, dove invece la differenza tra uomo e donna è minore. Infatti, esatto, la Pellegrini è stata quanto che lascerebbe indietro 4 quinti degli uomini che nuotano. È molto anche mediatica. La Pellegrini ti porta al nuoto, anche se il nuoto magari può non calcolarlo nessuno, perché il personaggio è mediatico, come è stato Valentino Rossi per il motomondiale. Poi in Italia purtroppo abbiamo una cultura sportiva che è abbastanza diversa da quella degli altri paesi, però questo sarebbe un discorso che ci porterebbe alla 20esima, 21esima e 22esima puntata, quindi non so se abbiamo tempo. Noi siamo qui, anche farlo. E poi si chiama anche calcio. Passiamo adesso, ritorniamo un attimo al calcio perché ci mancano 13 minuti, quindi abbiamo ancora tempo per poter parlare dei prossimi incontri, quindi classifica, vediamo. Classifica, Juventus 75 punti, ormai lì in alto. Uno juventino recentemente, un mio amico, ha detto ma se ne perde 3 Napoli vince, però ragazzi dopo mancherebbero 7 partite, insomma poi la Juventus comunque non perde. Napoli 60, Inter 53, questo diceva che se vince l'Inter il Napoli perde 4 punti, dopo se li puoi ancora giocare in qualche modo, comunque c'è una differenza tra Napoli e Inter. Il Milan incontra appunto la Sampdoria, poi abbiamo Roma e Lazio, con la Lazio che deve recuperare una partita e potrebbe in teoria scavalcare la Roma stessa andando a vincere contro l'Udinese. Poi abbiamo l'Atalanta terribile a 45, il Torino che sta risalendo molto bene 44, la Sampdoria 42, la squadra molto interessante. Poi comunque la Fiorentina che si assesta in una sorta di limbo, non ha fatto quello scatto che sembrava potesse avere a gennaio. E poi abbiamo le 4 squadre che stanno cercando di staccarsi per raggiungere i 40 punti: Parma, Genoa, Sassuolo e Cagliari nello spazio di 3 punti. E poi intermedie prima della retrocessione, Spal, Udinese, Empoli a 26 e 25, con il Bologna che si sta affrancando a questo terzetto. Il Frosinone ha perso un po' delle occasioni, il Chievo torna sempre a ripetere, sta facendo comunque un campionato dignitoso e duro a morire in ogni partita. Allora, guardiamo invece le partite. Ecco le partite, segnate di rosso le partite più importanti, che guardate caso, su 6 squadre delle prime 3 partite, 4 sono quelle squadre che in qualche modo combattono per la zona Champions. Poi se dopo vogliamo mettere anche la Sampdoria, però un po' più staccata. Quindi abbiamo un Inter-Lazio che potrebbe essere veramente la partita spartiacque per staccare a una delle squadre che possono andare ad attaccare la 4ª posizione, la Sampdoria e Milan, con il Milan che deve appunto ritrovarsi per cercare dopo la partita persa nel derby. Roma-Napoli, dove la Roma deve fortificarsi perché ha vinto una, ne ha persa l'ultima, e quindi non è semplicissimo riuscire a risalire con un Napoli che comunque non penso che demorda e che la prenda sotto gamba. Poi abbiamo Fiorentina-Torino, una partita interlocutore molto interessante, Parma-Atalanta, soprattutto per l'Atalanta che va a giocare in un campo sempre comunque difficile. 2 partite, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo, che sono partite della paura, con il Frosinone che ha forse l'ultima occasione per andare a tentare di agganciare la terzultima posizione. La Spal deve mantenere il suo avanzamento, che sta facendo anche abbastanza bene. Bologna sta salendo automaticamente con la cura Mihajlovic. Udinese-Genoa, una partita
difficilotta per il Genoa, però sta facendo bene anche il Genoa. L'Udinese è in una fase caotica con l'ennesimo cambio in panchina, e poi abbiamo Chievo Cagliari, Juventus Empoli. Faccio sempre la solita domanda agli ospiti: quale partita, al di là della partita del cuore che è legata alla propria squadra di appartenenza, andreste a vedere? Quindi se volete ve li faccio rivedere di nuovo la slide, così potete ristudiare un attimo. Quindi sceglietemi una partita che per qualche motivo vi solletica in particolar modo, appunto. Allora vediamo un po', Giorgio. Ma dunque, perché io oltre che per il Milan tengo anche per il Napoli, per cui andrei a vedere sicuramente Roma-Napoli. Roma-Napoli, sì. Poi perché il papà era... No, sì, perché sono stato cresciuto a Napoli, nella fede napoletana, e quindi ho sempre seguito il Napoli quasi alla pari del Milan. E poi se batte la Roma fa anche piacere al 2000. Sì, no? sì, certo, Ecco. certo. Sentiamo invece Luca. Io vado più sul fondo classifica, Udinese-Bologna, per la curiosità. No, Udinese Bologna e Sassuolo, e Udinese-Genoa. Udinese-Genoa, perché voglio vedere il terzo allenatore a Udine, che poi è un cavallo di ritorno rispetto all'anno scorso, Tudor, che non mi aspettavo, perché l'anno scorso ha fatto fatica a salvarsi, per vedere insomma se questa Udinese coi Pozzo riesce a salvarsi anche quest'anno o meno. Quindi, allora parliamo di Milan, visto che siete milanesi, parliamo di questo avvicinamento al consolidamento alla quarta posizione, almeno anche cercare di raggiungere l'Inter. Tu dici che sei un po' scettico per ciò che riguarda la condizione fisica, no? Che l'abbiamo anche un po' in qualche modo. Ti proseguo un po' il discorso che avevo accennato prima. Gattuso, con un po' di difficoltà e attraverso una serie di infortuni che avrebbero battuto chiunque, è riuscito a tenere a galla il Milan, spompandoli secondo me, ma perché non si poteva fare altrimenti. La miglioria dell'anno prossimo, specie se si arriva in Champions, deve essere quella di provare ad allungare la panchina per avere dei sostituti a livello, perché ripeto, se inizia a toglierne 2 o 3 che giustamente devono rifiatare, perché insomma dopo un po' ci sono i cali che vedi, magari Suso, Paquetá stesso nelle ultime 2 partite ha fatto fatica, e il problema è che se togli Paquetá e devi mettere Borini, con tutto il rispetto, c'ho anche al fantacalcio Borini, quindi, o devi togliere Suso e mettere un Castillejo che è bravo tecnicamente ma è un po' evanescente, inizia a fare un pochino di fatica, e si è visto nel derby e si è visto in qualche altra partita che abbiamo portato a casa con molta fatica. Quindi incrocio le dita su questa pausa, che sia riuscita a darci il tempo di lavorare, per quanto molti sono andati in nazionale. È sempre un'incognita. Quindi è sempre un'incognita. Paquetá ha fatto molto bene col Brasile nella prima e ha anche segnato, so che nella seconda invece ha giocato abbastanza male. Quindi vediamo quando vabbè, sentiamo invece Giorgio, dunque, per ciò che riguarda la condizione del Milan, e soprattutto un pensiero su Gattuso. No, volevo rispondere alla stessa domanda che ha fatto lui. Esatto. Se posso. Allora, prima di tutto bisogna avere sono 2 cose. Uno, non mi è piaciuto minimamente la rissa tra Kessie e Biglia, perché comunque è indice di un malessere, e per quanto poi si sia cercato di risolverlo in tanti modi, a parte che quando hanno fatto il faccia a faccia non è andato il procuratore di Kessie, perché si stava giocando con la nazionale, quindi è andato Biglia e l'interlocutore non era il calciatore. Poi per quanto puoi cercare di mettere pace, lì bisogna vedere veramente il polso di Gattuso, perché non è una cosa ammissibile. Poi c'è come si può dire, anche da risolvere il problema se gioca Biglia o gioca Bakayoko, perché quando Biglia si è fatto male l'altro è arrivato e ha giocato benissimo, e adesso torna l'altro, un po' rivuole il suo posto o riesce a farli giocare insieme, ma non la vedo tanto. Terza cosa, Suso effettivamente era uno dei più bravi, però non sta giocando così, eppure dall'altra parte anche Calhanoglu non sta giocando bene. Lui insiste su questi 2, che sono forse 2 fedelissimi, però in realtà anche dopo un po' si sente. E tante volte gli allenatori si innamorano inspiegabilmente di alcuni giocatori. Ma perché perché titolari, se si sentono titolari, si esprimono meglio, cioè forse se non si sentono giudicati ogni partita, però poi con Calhanoglu non sta succedendo. È tutto l'anno che gioca così. Io non so in che condizioni fisiche. Calhanoglu è un intoccabile, l'ha sempre detto, ha degli ma troppo intoccabile. Intoccabile anche perché si è fatto male Bonaventura,
perché forse adesso Bonaventura in forma sarebbe meglio da far giocare, perché Bonaventura può giocare sia nei 3 in mezzo sia nei 3 di punta, ha giocato da tutte e due le parti, però gioca anche in quei 3 più indietro. Sì, non è proprio ma adesso non so come stia, per cui forse è inutile parlare. Fuori la stagione, tutta la stagione. Povero uomo. No, hai detto una cosa molto interessante, questo scontro tra Biglia e Kessie in realtà porta delle scorie, per il semplice fatto che Bakayoko sta facendo molto bene, Paquetá è arrivato, è l'ultimo arrivato ma sta facendo molto bene. L'unico che può dare spazio ovviamente a Biglia è proprio Bakayoko, proprio Kessie, quindi scusami, arretra Biglia e Bakayoko fa la mezzala, poi magari si interfaccia con... Tu dici nervoso perché si sente meno intoccabile. Che probabilmente non è anche escluso che sia uno di quelli partenti su cui andare a far cassa. Però Gattuso ha sempre detto che in Kessie vedeva se stesso meglio di come era lui. La comunicazione sempre tu molto mi insegni apprezzato. Che è importante farla bene per cercare di portare avanti. No, ma questo lo disse all'inizio. Ovviamente, quindi magari certe volte non è proprio il massimo. È giusto che spinga, poi che spiega diciamo i propri prodotti, no? Vabbè, poi diciamo una cosa, è vero che si gioca in 11, però stiamo dicendo dall'inizio della trasmissione che bisogna essere più di 11, per cui alla fine se uno ha più soluzioni può cambiarle in corsa. Sì, ma nel calciatore resta sempre la mentalità del se non parto dal primo minuto sono una riserva, questo non lo toglierà mai nessuno, non è come... Però nel basket o fa nella bene Allegri con tutti quei giocatori che ha a gestirli senza farli sentire riserve. Sì, però Allegri ce ne ha un po' da gestire. Molto più difficili di Kessie e Biglia. Sì. Devi tenere fuori Costa, devi tenere fuori Dybala. Non è facile tenere fuori quella gente lì che li fai sentire riserve. Che sì, con tutto il cappello è un mediano, certo. Va bene, questa è la discussione tra due milanisti, quindi io ci hai fatto tu la domanda. Ma no, però cerchiamo di essere obiettivi nel parlare anche degli altri, anche perché non è che abbiamo parlate un po' di Inter. Parliamo un po' di Inter. Parliamo di Inter. Allora, adesso il caso Icardi, no? Non mi interessa più di tanto trattarlo, però io penso da un punto di vista un po' un passato da allenatore, quando arriva un giocatore che per quanto importante, ma dopo un mese fermo ai box, non credo, se non per una questione di emergenza, di farlo giocare se proprio non c'è la punta lì davanti. Quindi secondo me non gioca. Anche Faccio la domanda a voi, se questo giocatore poi una volta giocando a San Siro come potrebbe risolversi la situazione ambientale? Secondo me non dovrebbe giocare proprio per le dinamiche di cui hai parlato tu. Sei stato fuori un mese, per quanto tu sia un professionista allenato eccetera, ti ci vogliono almeno un paio di settimane per tornare a livello degli altri, quindi se non sei proprio in super emergenza che o tu o il centravanti della primavera, allora giochi, ma per il resto hai un po' di alternative. Politano, Keita, anche Keita Balde, no? può giocare centravanti. Hai avuto un po' la sfortuna che si sia fatto male Lautaro, perché se no questa situazione non si sarebbe posta. Poi ci sono sempre le eccezioni, perché io ho visto ai livelli più disparati, dal più alto al più basso, gente che ritorna dopo un mese e gioca subito. Vabbè, questo vedremo, anche perché poi vabbè, sai, era anche un male diplomatico. Sentiamo Giorgio. Ma dunque, per quanto riguarda le condizioni ambientali, io so che le società hanno i loro rapporti con le curve e quindi il fatto che sia coperto di fischi o no è una cosa che si può decidere prima a tavolino, per cui diciamo si può, visto che il rischio è grosso che passi una partita sommerso di fischi, secondo me il rapporto con la curva da parte della dirigenza e dei quadri intermedi della società forse può evitare che si crei un problema del genere. Questo è un punto va detto. Poi per il resto condivido quello che dice lui, se uno sta fermo un mese e non è, però questo lo può sapere l'allenatore. Sì, ma anche che l'infortunio diplomatico, sei comunque stato seduto un mese al massimo in fisioterapia, quindi anche fisiologicamente hai bisogno di un pochino di tempo, non tanto ma un minimo di tempo per tornare. Comunque anche che partisse dall'inizio non avrebbe i famosi 90 minuti nelle gambe di cui si parla. Potrebbe entrare a partita in corso. Potrebbe avere giusto un'ora, potrebbe non avere quella brillantezza. Poi c'è da dire che Icardi è uno che gliela metti lì e segna, non è uno che si sbatte più di tanto, quindi forse per il gioco che fa Icardi potrebbe essere più facilitato rispetto a un centravanti più di movimento, più di manovra. Un Lukaku, tanto per dire. O un Petagna dell'anno scorso, visto che è venuto fuori il nome di Petagna all'Atalanta. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi stiamo parlando del calcio del weekend calcistico, però appunto se la regia mette in onda, ecco questo, il primo trofeo Lions Club, ricordiamoci questa è un'iniziativa
che riguarda la beneficenza, una partita di solidarietà, diamo un calcio alla povertà, triangolare di calcio a 7 tra la nazionale Club Italia Master, la nazionale del Lions Club detta Leo Italia, la nazionale italiana Magistrati. Si svolgerà appunto sabato 30 marzo alle ore 15:30 presso lo centro sportivo Carlo Slenghi in via Europa a Tradate, e quindi se avete voglia di incrociare una squadra che è rimasta nel cuore con Totò Schillaci, Beppe Baresi, Gentile, Dossena, Ballotta, ecco, potete andare a Tradate e vedrete questi grandi campioni del passato che si prodigano anche in iniziative di solidarietà. Se ci fosse bisogno, la prossima volta facciamo una nazionale speaker o una nazionale SM Radio, una selezione per la beneficenza e per giocare con una anche scusa, per giocare. lo facciamo, torno a giocare anch'io. Lo facciamo volentieri, giochi ai Fulvio, Giorgio ha cambiato fascia. Sì, però lo sistemiamo in qualche modo. Bene, molto bene. Adesso andiamo a vedere gli appuntamenti invece di Silver, di Che Calcio Che Fa. Ovviamente lo anticipo, Silver Music Radio, nel senso che va in radio Che Calcio Che Fa al lunedì alle ore 15, che oltre alla diretta web su radio, ma c'è anche la diretta sull'Odi Crema TV canale 111. Ricordiamo sempre gli orari e le giornate di Che Calcio Che Fa in TV su Lombardia TV, venerdì alle ore 21, sabato alle ore 18 in replica. Poi ogni tanto andate a consultare anche il sito checalciochefa.com. Bene, vi ringrazio e comincio a salutare alla mia sinistra l'amico Giorgio Vizioli. Saluti a tutti, grazie di avermi ospitato, spero di tornare se Fulvio mi riconvocherà. La porta aperta. Perché poi è una cosa che non hai detto, tu hai detto che hai fatto l'allenatore, ma sei stato il mio allenatore. Esatto, e lui era un terzino fluidificante, quindi molto molto bene. Dall'altra parte invece c'è un praticante di calcio a 5, nonché fantacalcista, grande appassionato di calcio, lo speaker, il dottor Luca Giosetti, grazie per essere venuto. Un saluto a te Fulvio, un ringraziamento, un saluto ai telespettatori, un saluto a Giorgio, e se posso ricordo anche il mio appuntamento lunedì, venerdì dalle 11 alle 13, ovviamente SM Radio. Da lunedì al venerdì alle 11. Dalle 11 alle 13. Molto bene, noi abbiamo finito, ci vediamo settimana prossima con Che Calcio Che Va su Lombardia TV. Ciao!